Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. C'è un video che riprende l'auto del pirata della strada che ha travolto e lasciato in fin di vita un uomo di 65 anni a Catania, tra via Nuovo Lucello e via Caboto. Abusi su una ragazzina da Cireale, arrestati la madre e il compagno. L'indagine è stata avviata dopo la denuncia della scuola, la piccola affidata a una struttura protetta. Gestivano le piazze di spaccio della droga direttamente dal carcere con i telefonini, 26 arresti a Palermo. Ore di attesa e di apprensione per gli attivisti della flottiglia sequestrati dai militari israeliani in acque internazionali. Tra questi c'è anche un catanese. A Catania, Palermo e Messina oltre 24.000 minori vivono nelle aree più fragili. I numeri nel report di Save the Children per la CGIL: 30.000 giovani lasciano ogni anno la Sicilia senza più tornare. A Catania torna alla luce la spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. La furia del ciclone Harry l'aveva quasi cancellata. L'intervento di ripristino avviato dal comune si concluderà tra pochissimi giorni. Ancora buonasera. Potrebbe essere vicino a una svolta e trovare un volto, quello del pirata della strada che ha travolto Matteo Patti, di 65 anni, lasciato in fin di vita a Catania. La famiglia ha raccolto testimonianze, foto e un video dell'auto in fuga mentre cresce l'attesa per una svolta nelle indagini. Il servizio di Eva Spampinato. Potrebbe avere le ore contate il pirata della strada che ha travolto e ridotto in fin di vita Matteo Patti, 65 anni, padre di 3 figli, che da giovedì scorso è in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania, dopo essere stato investito qui all'incrocio tra via Nuovo Lucello e via Caboto a Catania, mentre viaggiava a bordo del suo scooter. I familiari di Patti hanno proseguito le loro indagini, hanno lanciato appelli pubblici e qualcuno ha risposto. Foto, descrizioni dettagliate dell'auto, persino un video. Abbiamo scoperto il modello della macchina e poi abbiamo proprio il video di quando lui scappa. L'orario è esattamente quello, quindi infatti a noi è venuto molto facile andarlo a beccare. Il video mostra l'auto che sfreccia più avanti, superando ancora un'altra auto. Perché ci sono dei dettagli particolari della macchina e poi è una macchina abbastanza particolare. E poi l'orario coincide. Se riuscisse a sopravvivere, Matteo porterebbe per sempre addosso i segni di quanto accaduto e mentre la famiglia continua a pregare, qualcun altro potrebbe avere un moto di coscienza. Possibilmente un po' scosso per quello che è successo, però io penso che ha avuto tutto il tempo per metabolizzare quello che ha fatto e quindi quello che mi auguro è che il Signore si passi la mano sopra la coscienza e si costituisca spontaneamente alle forze dell'ordine. Adesso andiamo da Cireale per una notizia di cronaca. Abusi su una ragazzina, sono stati arrestati la madre e il compagno. L'indagine è avviata dopo la denuncia della scuola, mentre la vittima è stata affidata a una struttura protetta. Il servizio di Tonino De Mana. Corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. È una storia triste quella che arriva da Cireale e che riguarda una ragazzina di 13 anni vittima di abusi tra le mura domestiche. Sono pesanti le accuse contestate dalla Procura di Catania ad una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni ed una romena di 30, arrestati dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione di un istituto comprensivo di Acireale. La Procura ha disposto l'ascolto protetto della vittima. Dal suo racconto sarebbero emersi gravi elementi che hanno portato all'immediato allontanamento della ragazzina dal nucleo familiare con il contestuale collocamento in una struttura protetta. Le indagini affidate al commissariato di Acireale sono proseguite con l'attivazione di diverse attività di intercettazioni nei confronti di 2 indagati, la madre e del patrigno della bambina, entrambi rinchiusi adesso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Ad Agrigento, in piazza Cavour, è stata installata la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dedicata alla memoria di Antonella Alfano, vittima di femminicidio, uccisa il 5 febbraio del 2011. Un segno concreto per sensibilizzare la comunità sul valore del rispetto e della tutela delle donne.
Adesso andiamo a Palermo perché le mani della mafia gestiscono la droga. 26 persone finiscono in manette. L'inchiesta ha svelato l'esistenza di una organizzazione criminale con base nei quartieri Villa Grazia, Santa Maria di Gesù e Villaggio Santa Rosalia. I capi mafia pensate già dal carcere davano ordini con i cellulari che entravano clandestinamente. Il servizio di Marco Gulla. Nonostante erano detenuti, continuavano a gestire gli affari della droga. I boss mafiosi a Palermo del mandamento di Santa Maria di Gesù e Villaggio Santa Rosalia gestivano i traffici di droga che continuano ad essere la principale risorsa economica per le cosche mafiose. Sgominata un'associazione che importava grossi carichi di cocaina e hashish che arrivavano da Roma attraverso un albanese o dalle coste calabresi. Sono 26 gli arresti eseguiti la scorsa notte dai carabinieri del ROS e dai poliziotti della squadra mobile che hanno eseguito tra i quartieri Villa Grazia, Santa Maria di Gesù e Villaggio Santa Rosalia. Gli stupefacenti che riempiono le piazze di Palermo arrivavano anche dai grossisti della Campania. Nel caso di Santa Maria di Gesù c'è anche un fornitore albanese di cocaina con base operativa a Roma. La droga si conferma quindi uno dei business principali per Cosa Nostra, un business che i boss mafiosi gestiscono anche durante la detenzione in carcere. I protagonisti di questi affari criminali avrebbero continuato a gestire i contatti con i fornitori utilizzando la piattaforma Signal. Avevano anche una chat ribattezzata i fuorilegge. Nelle comunicazioni parlavano poi in codice, la droga era 007, bianca, minuti o anche palline. Notte di fuoco a Mister Bianco in provincia di Catania. 2 persone in scooter si sono fronteggiate a colpi di pistola, nessun ferito, però appena un mese fa, sempre nello stesso comune, altri spari, in quel caso era stato gambizzato un 18enne. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Il silenzio della notte è spezzato dal fragore delle esplosioni e dal rombo dei motori. Torna a farsi sentire il rumore delle armi a Mister Bianco. Il popoloso comune alle porte di Catania è stato teatro nelle scorse ore di uno scontro armato. L'allarme è scattato intorno alle 2 della scorsa notte nella frazione di Lineri. In via Lenin si è consumato quello che gli investigatori ipotizzano essere stato un vero e proprio conflitto a fuoco tra fazioni opposte. Secondo le prime ricostruzioni, l'azione avrebbe coinvolto almeno 2 persone che si sono fronteggiate a bordo di altrettanti scooter. Dopo aver esploso i colpi, i malviventi si sono dileguati a folle velocità nel buio, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri della tenenza di Mister Bianco e i militari di Fontanarossa hanno trovato in strada 4 bossoli. I proiettili hanno centrato in pieno 2 utilitarie parcheggiate lungo la via, danneggiate, dicono gli inquirenti, per puro caso. Restano da chiarire la dinamica esatta e il movente. Si è trattato di un tentativo di omicidio fallito per un errore di mira o di un avvertimento in stile mafioso. Al momento non risultano feriti. I carabinieri scavano negli ambienti della criminalità locale. Le indagini sono coordinate al comando provinciale di Catania. Solo un mese fa, sempre a Mister Bianco, altra sparatoria, gambizzato un ragazzo di 18 anni. Corse di cavalli in un ippodromo abusivo. È stata smantellata a Castelvetrano, in provincia di Trapani, un'organizzazione criminale dedita appunto a questo tipo di corse, le corse clandestine. 5 le misure cautelari. Il servizio. Cavalli dopati e spronati a correre all'impazzata, smantellata a Castelvetrano un'organizzazione criminale che gestiva corse clandestine su un ippodromo abusivo. Il giudice per le indagini preliminari di Marsala ha emesso 5 misure cautelari, un divieto di dimora in Sicilia e 4 obblighi di firma, 12 in totale gli indagati. Le indagini, nate da una denuncia ambientalista e supportate da telecamere e intercettazioni, hanno svelato un sistema coordinato tramite chat online. Sulla piattaforma venivano reclutati i fantini, stabilite le partenze e diffusi video delle gare. Particolarmente allarmante è stato quello che è emerso in merito alla tenuta degli animali, all'allevamento e all'allenamento. Animali a cui venivano somministrate sostanze dopanti estremamente pericolose per la loro integrità fisica, volte ad alterarne le prestazioni sportive. E animali che molto spesso durante le competizioni subivano infortuni particolarmente gravi. Durante una gara un animale ha riportato la frattura di una zampa.
E c'è apprensione in queste ore per gli attivisti della flottiglia, molti sono italiani, addirittura dentro c'è un catanese, detenuti, umiliati e costretti in ginocchio in Israele, dove sono stati portati, umiliati dal passaggio anche del ministro Ben-Gvir. Le immagini sono di una crudeltà estrema, il governo italiano protesta e dice è stata superata la linea rossa. Il servizio di Simona Mazzone. Costretti a stare a terra in ginocchio, le mani legate con le fascette, in silenzio, sono gli attivisti della flottiglia detenuti nel porto di Ashdod e tenuti così dentro un tendone. Sono le immagini di un breve video diffuso dal giornalista israeliano Amit Segal sul proprio canale Telegram. La Global Sumud Flottiglia, in un comunicato, scrive che quello riservato da Israele agli attivisti è stato un trattamento vergognoso e riprovevole, uomini e donne costretti inginocchiati a terra, legati, umiliati ed esposti come trofei durante la visita del ministro della sicurezza al porto di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani intanto ha avuto diversi contatti con il suo omologo israeliano Gideon Sa'ar affinché tutti i 29 italiani vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto, annunciando che sono in arrivo i primi 2 italiani, il parlamentare carotenuto e il giornalista Mantovani. Il titolare della Farnesina avrebbe chiesto anche chiarimenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Tra gli italiani c'è anche il ricercatore catanese Alessio Catanzaro, che generosamente si è messo a disposizione per la causa contro il genocidio di Gaza, insomma, in cui siamo tutti coinvolti. Inquietanti anche le immagini che vedete. Proiettili di gomma sparati dalla Marina Militare israeliana contro gli attivisti con l'intento di fermare le 54 imbarcazioni della flottiglia, come segnala la portavoce Maria Elena Delia. Le navi della Marina Militare israeliana stanno sparando proiettili, stanno già compiendo un atto criminale. Su questo atto criminale ci mettono sopra anche l'utilizzo delle armi. A Lampedusa un uomo è caduto dentro una cisterna che stava pulendo in un'abitazione privata. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno salvato l'uomo, che era caduto da un'altezza, pensate, di 6 metri. Adesso andiamo ad Agrigento per parlare dell'emergenza idrica. Sit-in dei residenti della frazione Maddalusa che hanno esibito per protesta le tessere elettorali in vista delle imminenti elezioni amministrative. Servizio di Davide Sardo. Protesta davanti al comune di Agrigento per l'emergenza acqua. I residenti di Maddalusa sono scesi in strada con un sit-in, in mano anche le tessere elettorali come segnale di protesta in vista delle imminenti elezioni amministrative. Io sono pure disposto, come tutti gli altri, caccia cartella elettorale, io la butto nella spazzatura e non vado a votare come io, come tutte queste persone che sono qua e ancora ne stanno arrivando. Vediamo di risolvere questo problema, perché a casa abbiamo bambini, persone anziane, persone malate, come ci dobbiamo organizzare? Maddalusa è una zona urbanizzata, ma non è ancora servita in modo stabile dalla rete idrica pubblica. Per questo molte famiglie dipendono dalle autobotti private. Il blocco del servizio ha lasciato diversi nuclei familiari completamente senza acqua, con gravi disagi anche sul piano igienico. Nemmeno gli animali si trattano così. Il sindaco l'ho chiamato fino a poco fa, mi ha detto ora vengo, invece è scappato. Questo è il sindaco di Agrigento. L'acqua è un bene primario per tutti. Noi abitiamo lì da una vita, adesso perché è successo tutto questo marasma? Non lo spiegano. Un messaggio chiaro che arriva dai residenti, pronti anche a consegnare le tessere elettorali come gesto di protesta e a minacciare l'astensione al voto. La richiesta è netta, acqua subito è una soluzione definitiva a un problema che non può più essere rinviato. Adesso torniamo a Niscemi dopo il crollo della palazzina di Savitata. Ieri tra gli sfollati cresce la protesta, non vogliamo contributi ma i risarcimenti. Il servizio è di Gere Italia. A Niscemi le ferite della frana continuano ad allargarsi. Alla vigilia dei 120 giorni dal crollo del costone del 25 gennaio, il cedimento di un altro edificio già parzialmente distrutto ha riacceso i riflettori sulle abitazioni della zona nera. Nella fascia più esposta, quella che va dal ciglio della frana fino a 50 metri di distanza, è prevista la demolizione totale degli immobili. Un'area che dovrà essere completamente ripensata per evitare nuovi cedimenti come quelli del 25 gennaio scorso e del 12 ottobre del 97. La gestione degli interventi è affidata al commissario nazionale Fabio Ciciliano, che dispone di milioni di euro destinati
destinati sia alla stabilizzazione dell'area sia alla delocalizzazione delle abitazioni da abbattere, ma è proprio sui risarcimenti su quelle case che esplode la rabbia degli sfollati. Roberto, uno dei primi ad aver perso la casa, ha fatto fare una valutazione reale per ricostruire un'abitazione di 100 metri quadrati con i prezzieri regionali della regione siciliana. Tra progetto, sicurezza terreno, indagini geologiche e IVA servono circa 2.740 euro al metro quadro, ma le valutazioni presentate ad oggi non superano invece le 600. Ma io che ci faccio 150 euro? Ma in che mondo viviamo? Va, non lo so. Non è un contributo, è un risarcimento, perché la causa di questa frana sono loro, non siamo stati noi. Una richiesta che torna a scuotere una comunità ancora senza risposte definitive, mentre il fronte della frana continua a muoversi lentamente. Per l'associazione Save the Children sono più di 24.000 i minori che vivono in aree fragili tra Palermo, Catania e Messina. In povertà relativa, più del 60% delle famiglie residenti in queste zone, a Catania e a Palermo, quasi il 50% a Messina invece. Per la CGIL, pensate, 30.000 giovani l'anno lasciano la Sicilia senza fare più ritorno. Il servizio di Francesco Triolo. Povertà, dispersione scolastica e giovani senza lavoro è il quadro che emerge dal nuovo rapporto di Save the Children dedicato alle aree più fragili Palermo, Catania e Messina. Secondo lo studio, nelle 3 città siciliane vivono oltre 24.000 minori in condizioni di forte disagio sociale ed economico. Più di 14.000 si trovano a Palermo, quasi 7.000 a Catania e circa 3.000 a Messina. Numeri pesanti soprattutto sul fronte della povertà. Nelle aree considerate più vulnerabili vive in difficoltà economica oltre il 60% delle famiglie a Palermo e Catania, quasi 1 su 2 a Messina. Preoccupano anche i dati sulla scuola, l'abbandono scolastico e le bocciature superano nettamente le medie cittadine. A Palermo il fenomeno riguarda quasi il 18% degli studenti, a Catania oltre il 15%, a Messina quasi l'11%. E poi il tema dei cosiddetti NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. A Palermo e Catania più di 1 su 2 tra i 15 e i 29 anni si trova in questa condizione. A Messina quasi 4 ragazzi su 10. Save the Children chiede ora interventi strutturali e più spazi educativi nelle periferie, parlando di un'emergenza sociale che rischia di segnare il futuro di migliaia di giovani siciliani. Adesso a Catania torna alla luce la spiaggetta nera di San Giovanni Licuti grazie all'intervento di ripristino avviato dal Comune. Vediamolo in questo servizio di Desiree Ferlito. Senza spiaggia non è San Giovanni Licuti, deve avere la spiaggia, no? Le ruspe scavano tra i massi lavici, il rumore dei mezzi si mescola al mare e lentamente la spiaggia riappare. È tornata nei tempi giusti. San Giovanni Licuti per me è un punto di riferimento. Alle mie spalle vedete la ruspe in azione e torna piano piano visibile la spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. Qui fino a poche settimane fa c'erano i grossi massi trascinati dal ciclone Harry e la città di Catania prova a riprendersi uno dei luoghi più iconici della sua città. Contentissima, tanto è vero che ho deciso di venire qua. Basterebbe un po' di pulizia, secondo me, e tenerla bene la spiaggia, saremo felici noi. Il Comune di Catania ha avviato un intervento straordinario di rimozione dei grandi blocchi trascinati a riva dal moto ondoso. Un'operazione promossa da 3 assessorati alle manutenzioni di Giovanni Petralia, al mare di Andrea Guzzardi e alla protezione civile di Daniele Bottino. I lavori dureranno una settimana, giusto il tempo per consentire le prime tintarelle. L'intervento garantirà circa 400 metri quadrati di arenile, a ridosso del tradizionale solarium quasi ultimato. Prendo il sole, faccio il bagno. Abbiamo il mare in città, io anche d'inverno vengo. Ed è una fortuna? Davvero. Stiamo a Catania perché il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di San Merillo presentata dall'assessore al patrimonio Daniele Bottino, un documento che riguarda la proposta di acquisto di 3 edifici da privati con la realizzazione dell'Urban Center. Gli immobili saranno demoliti per la realizzazione di una piazza con spazi attrezzati, aree verde, servizi igienici, box e infopoint. Il finanziamento statale nell'ambito dei piani urbani integrati ammonta a 6 milioni di euro. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo subito dopo per parlare delle gole dell'Alcantara.
Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo adesso delle gole dell'Alcantara, perché c'è un nuovo asset strategico per la gestione di questo patrimonio naturalistico. L'intervento è dell'imprenditore Francesco Russo Morosoli, che ha acquisito il sito con l'obiettivo di incrementarne e rilanciarne il valore turistico. Il servizio di Orazio Longo. Uno spazio ricco di attrazioni, 4 ascensori per raggiungere il fiume, servizi sportivi integrati, musei, rappresentazioni teatrali e itinerari tematici. Le gole dell'Alcantara presentano un nuovo asset strategico ad opera dell'imprenditore Francesco Russo Morosoli, che dopo gli investimenti sull'Etna adesso punta, spiega il gruppo in una nota, a rigenerare il valore di una risorsa turistica di impareggiabile bellezza, posizionando la Valle dell'Alcantara in una sorta di hub turistico complementare rispetto a quello che è il brand internazionale della vicina Taormina. Il sito, famoso in tutto il mondo, è un parco botanico e geologico caratterizzato da gole di basalto lavico a forma di prisma, ma anche un grande parco divertimenti per bambini e adulti posto al centro della Valle dell'Alcantara tra Castiglione di Sicilia e Mottacamasta. Tra le attività sportive gettonate il body rafting e il canyoning, che con le guide al seguito consentono di visitare le rapide e le cascate tra le acque gelide, che è il marchio distintivo delle gole, immortalate anche in diverse pellicole cinematografiche, l'ultima in ordine di tempo nel film di Matteo Garrone, Tale of Tales. Adesso ci fermiamo, un'altra piccolissima pausa e rientriamo subito dopo. Andiamo in diretta per l'ultima parte del nostro telegiornale, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque questa edizione di TG Sicilia finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.